Sono passati pochi minuti da quando la Fiat 500 ha sfondato la vetrata del bar Patagonia a Cassola, al confine con Bassano. I clienti e il personale sono ancora sotto shock. Alcuni se la sono vista brutta, non sono stati travolti e investiti dall'auto per pochi centimetri. La paura è ancora tanta. Eravamo seduti in quel tavolino là. Guarda, quel tavolino là, eravamo seduti là, abbiamo seduto come una bomba. Però Stava prendendo un caffè e è arrivata la macchina. non abbiamo bevuto niente, eravamo appena arrivati. Siete caduti? Vi siete fatti male? No, per fortuna la macchina si è fermata là. Noi eravamo qua, abbiamo seduto come una bomba. Basta. E la persona che era alla guida? Sembra una signora, aveva avuto 60 anni, non lo so. Cosa può essere successo? Non lo so, adesso l'hanno portata all'ospedale, sono venuti, non sappiamo altro niente. Ha preso paura? Abbastanza, sì, sempre abbiamo sentito un botto subito e poi ho visto la macchina arrivare dentro e io mi sono scappato di là, insomma, verso il muro di là. È ancora impaurito? È abbastanza, sì, cioè, è stato proprio... Però non vi siete fatti male? No, noi no, sono arrivati dei vetri ma non ci siamo fatti male perché la macchina si è fermata lì. Eravate seduti così, stavate chiacchierando tra... Sì. Ero impegnato nel mio lavoro quando ho sentito un gran rumore e ho visto entrare questa macchina. Per fortuna le persone che erano sedute si sono accasciate senza farsi male, per fortuna. Erano attaccate alla vetrata e per fortuna sono state spostate di lato e cadendo si sono leggermente ferite, da quello che ho potuto vedere perché non mi sono mosso da qua. C'erano tanti clienti. E il cliente era abbastanza affollato, diciamo. È andata molto bene. Sono stata la quarta persona che mi hanno chiesto se mi fermavo e mi sono messo a domandare cosa avevano bisogno e mi sono messo a fare sicurezza stradale e basta. E come... quindi non ha visto la dinamica? No, non ho visto la dinamica e non posso descrivere quello che non ho visto. Paura? Ho visto un po' la signora in macchina un po' spaventata ma tranquilla. Quindi non era ferita gravemente? No, da quando ho visto no.